E 10 espressioni venete pi l'operade. Prima di tutto ti invito per restare qua fino alla cua del video, mettine il mi piace, iscrivete al canale Lengua Marist e mia desmentegarte di struccare il campanile di notifiche perché è una roba estra importante. Mi mettiamo a fare nome ragazzi, sto qua è il canale Lengua Mare. L'importanza della lingua veneta tante volte è sbassata la gente per conto della ignoranza linguistica chiaramente, ma il fatto è che in tra le lingue locali l'Italia, la lingua veneta è una di quelle che lega visto il suo sparpagnamento più slarga. La ragione principale naturalmente è la potenza della Serenissima Repubblica di Venezia, che l'importanza dal punto di vista commerciale l'ha fatto la nostra lingua diventarsi una delle lingue franche dell'area mediterranea. Su questo video vi meno delle espressioni venete che le si da ascoltate in volta e vi fa sapere che anche la lingua italiana la sega ci ha imprestata muccia di parole venete. E la prima espressione la se far la vita del micelasso o anche far la vita del miguelon, come che diciamo qua. Che un veneto le vuole strapassare un bighelon, per di solito, il che dice che le sedriu farsi la vita del micelasso o che le sedriu farsi la vita del Miguelon. Particolarmente qua in Brasil, come che ve ho detto, doperemo la seconda e anche in modo diritto te si proprio un Miguelon, per esempio, che è l'uso da dire qua. Ma cosa significa far la vita del micelasso o far la vita del Miguelon? La frase levra la serie ti si fa micelasso, te piace mangiare, bevar e andare a spasso. E la si liga con una figura simbolica, il micelasso o miguelasso. Ne pare che sto termine, era il nome che gli idea ai persone che conduceva i pellegrini in degol il santuario di San Michel o San Miguel, e così il termine e le sega diventa in pratica il sinonimo di quei che viveva da imbrombare gli altri, fendo che chi semenasse più tempo per arrivare in quel posto per slevar su i prezzi del servizio chiaramente, e così le si sta conoscendo che fa qualche dunque non ghe piacea da seno di lavorare, ma di farti andare in volta un pasto per ciavarti di pi. Ed è anche giusto che diciamo che in portoghese qua la gente la l'uso di dire passare un miguè per far vedere che uno non vuole mica lavorare puito. Non so, credo che l'espressione la viene dal medesimo fatto. Espressione numero 2, vanti col Cristo che a processione la singruma. E è chiaro che una muccia di modi di dire veneti se liga alla religione, essendo che il Veneto una dei regioni dove l'impianto cattolico è più tresso. Vanti col Cristo che la processione la singruma è un esempio perfetto. Letteralmente il vuol dire vanti col Cristo, se no la processione la si ferma dal bon. E di sicuro il Cristo le sarebbe il crucifix che si cata in cao a una processione religiosa. Occhio, che espressione anche se operata per intimare qualche dun di muoversi fuori e di non perdersi via in tardivo. Espressione del numero 3. E se robe che cosa ha avuto? Questa espressione è operata che ti si driuccia colar con qualche dun, ma a discussione non la si distriga o che non te mia parole per dire quel che ti vorresti dirghe. Veo qua, per sparagnarsi un fiatin di tempo, te potresti operare e se robe che cosa ha avuto, non te è caro di dirpi niente, quei chi si è buoni da capire, e che capirà, no? Espressione numero 4, l'acqua la smarsisse i pai. Sto modo di dire e se operare che ti si in tel bar, per esempio, e qualcuno che vuole bere un'acqua o un'altra bevanda senza alcol, ne dice che se sta un'espressione fasesta su a Venezia, visto che sa ben che l'acqua della laguna la che fa smarsire i pai. Espressione numero 5, come che te ho fatto te desfa o come che te ho fatto te desfò. In tre modi venete specifiche che se certamente come che te ho fatto te desfò o te desfao, e le se operare da emare per imbastonare i propri fioi. Espressione numero 6, indrio fa la cua del porcel. La parola indrio, questa frase, la si operata per dire che ti sei un bauco, qualche due intardiva. Dunque, l'espressione la che vuol dire che il tipo le siete fatti un pagnocca, che ti sei un vero mul. Espressione numero 7, bronze squerta, sta qua la si conosce, un'espressione che è entrale più comune e l'essenziale da conoscere.
La bronza in Veneto è tanto compagna della parola che doparemo in portoghese, brasa. Anche la parola querta in Veneto è debotto la stessa, di esiste in portoghese, coperta in portoghese, Veneto querta. Non rare volte il Veneto e il GP compagno del portoghese che dell'italiano. Allora, se si dice che qualcuno è bronza e squerta, il vuol dire che quella persona che ne parte tranquilla, la pol paesarsi roba pariose, esattamente come fa le bronze squerte, ma che le è ancora calde. Espressione numero 8, Signor Davidor. L'espressione Signor Davidor la è la mamma mia dei Veneti, disarissimo, e per dire il merito, la è anche ben operata un'altra che lei è Maria Vergine o Maria Vergine, ma che è una storia per Dadrio. Vidore è un paese in provincia di Treviso e il Signor Davidore era un barcarol. È un barcarol che il Gemenea sente da una banda del Piave all'altra. Espressione numero 9, farina da far ostie, espressione operata co che si dice de qualchedun che non è mia facile o che non è onesto. Allora, non è farina da far ostie, in pratica vuol dire che la persona non la mia pura co fa la farina, che lei adopera per far ostie, e dunque meglio tirarsi via, no? E l'ultima espressione del video la è quella del numero 10, descanta bauchi sveglia macachi. Tra i modi di dir veneti che iga passa a confin, questa è una dei più alta. La adoperemo per de solito che con quel che non è mia attento, un che il sipia da seno bauchetto. Lei come dire, demo, muovete fuori, destrieve paiasso. Ed è vero che qua da noi nel Brasile che è un'espressione che è ancora più operata, che diciamo fate furbo. Demo, fate furbo, no? Ecco, e qua abbiamo finito le nostre 10 espressioni venete. Ti fa ricordare di mettere il mi piace, iscriverti al canale Lingua Mare e struccare il campanile di notifiche. A secatemo, ciao ciao, strucco.